Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola pillola del vostro Marietto veneziano. Oggi vorrei parlare di quelle cose che ho visto nella vita da adolescente, quando avevo 20-23 anni, anche 26, quelle persone che in quel momento sembravano dei giganti, economicamente, finanziariamente, magari erano dentro qualche loggia massonica, magari erano anche al 32esimo, 33esimo grado di questa loggia. Erano sicuramente logge massoniche deviate perché dopo vi racconto cosa è successo. Comunque, mi è capitato spesso e volentieri di vedere gente che non ha mai colpito la palla al momento giusto. O lo colpiva qualche momento prima o lo colpiva qualche momento dopo, ma mai al momento giusto. Però prima di fare questo, il vostro maestro iniziale vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegard, al canale YouTube del vostro maestro veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. In Face stiamo rilanciando un gruppo radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo e l'entrata è gratuita. Siamo più di 1390 amicizie che ci seguono regolarmente. In più qui sotto, oltre a questo link, abbiamo anche il link del sito capitano.altavista.it dove hanno scaricato più di 150.000 ebook, ci sono una ventina di ebook tra radionica, radiestesia e chirurgia, fatti dal vostro Marietto veneziano. E più o meno Marietto ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiestesici con tante di istruzioni. Abbiamo anche una sezione shop dove si possono comprare dei lavori, dei riti operativi di alta magia di Degano Marietto Veneziano. O anche, ad esempio, questo amuleto magico, costa 150 euro, più le spese di spedizione. Si possono aggiungere anche dei programmi. Bene. In più anche Telegram, dove ci dà una mano anche la nostra carissima Miras. Bene, parliamo un po' di queste persone che incontro regolarmente nella vita e non hanno capito fondamentalmente una cosa. Prima di tutto che molte volte ricevono un lavoro, una fortuna per questione di karma, no? Per questione di karma, forse nella vita prima se lo sono guadagnati, forse nel mucchio loro hanno avuto questa, tra virgolette, fortuna di avere questa benedizione velata, però non si rendono conto che è tutto un prezzo e colpiscono la palla troppo presto, vogliono diventare ricchi, saltano su il carro in soccorso ai vincitori, entrano in qualche loggia massonica, qualche loggia misterica di basso profilo, di basso livello, deviata, fanno carriere e poi si dimenticano da dove sono arrivati, perché spesso e volentieri molte persone si dimenticano dove sono arrivati. Il problema è che le strade che portano all'inferno sono sempre lastricate d'oro e non si rendono conto che poi c'è un ticket da pagare e vogliono tutto subito. Per darvi un'idea, il vostro marietto, per avere la foto di mia mamma, ho aspettato 56 anni. Capito bene? Per avere la foto di mia mamma, perché non l'ho mai avuta, ho aspettato 56 anni. Quindi ci vuole un po' di pazienza. Non dico che tutti devono aspettare qualcosa per 56 anni, ma dico che ci vuole pazienza. Invece trovo e ho visto quando avevo 20 anni tante persone che volevano subito il Rolex d'oro, il Porsche, però tutto ha un costo, tutto ha un prezzo. Ma qui ci si ricollega al discorso che faceva in altre pillole di Confucio, quando diceva, se vuoi pianificare qualcosa per un anno, semina del riso, se vuoi pianificare qualcosa per 10 anni, pianta un albero, se vuoi pianificare qualcosa per 100 anni, educa un bambino. Quindi molte persone non sono educate ad avere un futuro, ma a mangiare subito in modo rettiliano il cibo, il frutto proibito e poi pensare che se lo sono meritato. Purtroppo non è così. Qualsiasi cosa che non è meritata, che non è sudata, no? Praticamente alla fine sembra quasi un atto dovuto e queste persone poi purtroppo in un certo senso avvicinano, si circondano di essere
come loro, e poi dopo il matrimonio va male e tante cose vanno male. Quindi, che cos'è il consiglio? Cosa vuol dare il Marietto? Nel sito del capitano appunto altruista.org ci sono dei circuiti molto semplici, ad esempio di trasformare le energie negative in positive. Ma la domanda è, ma se uno ha tanti soldi deve diventare povero? No, perché l'abbondanza non è povertà fondamentalmente, equilibrio non è una malattia che uno ha troppi soldi e troppo poco, così non deve rubare le tasse allo Stato, che tra l'altro sappiamo bene che le tasse sono un sopruso, però lasciamo stare questo discorso, insomma deve stare in equilibrio. Avrà sempre abbastanza soldi per pagare le tasse allo Stato e avrà sempre abbastanza soldi per vivere una vita equilibrata. Chiaro che alcune volte, come ho sempre detto anche, i maghi sono dei militari, si entra in guerra, alcune volte bisogna, ogni buco trincea, come si dice, e bisogna svicolare. Però quello che voglio dirvi io è che se vedete gente che sta benissimo e che incominciate a dire ma perché io non sono come lui, ringraziate il cielo perché molte volte queste persone stanno scendendo nell'Hades, no? E quindi il messaggio è di stare tranquilli che c'è una giustizia divina, perché alcune mie amicizie mi contattano e mi dicono, ma cavoli, quello ne ha combinate più di Bertoldo, e gli va sempre bene. Gli va sempre bene finché a livello karmico, la molla non si tende troppo e dopo purtroppo passerà. Io personalmente ho visto gente rincarnarsi e vi devo dire che li tengono in ambienti chiusi perché sono effettivamente malati e veramente gravi, no? E questo fino a qualche anno prima erano delle persone che magari andavano in giro col Porsche, Rolex d'oro, avevano ville in tutte le maggiori e importanti zone turistiche d'Europa, San Moritz, Monte Carlo, Lugano, insomma, non stavano benissimo, capite? Eppure si sono incarnati adesso, ogni secondo della loro vita, stanno capendo cosa vuol dire non ricordarsi da dove si era venuti. Quindi il consiglio Marietto è chiaramente scaricare gli ebook del sito capitano.altruista.org. Eventualmente abbiamo anche nel sito una sezione shop dove si possono acquistare dei riti propiziatori anche per, in un certo senso, accendere la lampadina a quelle persone che magari sono troppo su o hanno la stalla piena e non capiscono che questo non è perché gli è arrivato perché sono bravi, ma solamente perché è qualcosa che li sta caricando come si carica un orologio, e dopo se si carica troppo l'orologio si spacca. Quindi o si colpisce troppo prima la pallina o si colpisce troppo dopo. Bisogna sempre colpirla al momento giusto. Aver pazienza, se oggi non si guadagna abbastanza, ci sarà un'altra occasione karmica. Non mai cercare di superare quello che non si deve. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima. Ciao.